Per la trasferta di domenica prossima contro il Castellammare, il tecnico Totovullo recupera il difensore Alfonso Cipolla, che ha terminato di scontare le 3 giornate di squalifica. Per il resto, tutta la rosa è a disposizione, avendo recuperato anche il centrocampista Pirrone. La squadra ha intensificato la preparazione in questi ultimi giorni, ben decisi a conquistare l'intera posta in palio per non staccarsi troppo dalla coppia Dattilo-Canicattì che la precede in classifica generale. Calendario favorevole per queste ultime che si accingono a giocare il Dattilo in casa con i cugini del Mazzara e del Canicattì con il malmesso Cus Palermo. Altra giornata campale dove chi sbaglia arretra in classifica generale. Turno apparentemente facile anche per l'Agrigentina Pro Favara, che sarà ospite del non certo irresistibile Alcamo. Altre gare di cartello si giocano a San Cataldo, dove sarà di scena la Parma Valle, e a Marineo, dove il locale oratorio se la vedrà con il Geraci. Intanto la gara di finale di Coppa Italia San Cataldese Giarre, in programma mercoledì 22 gennaio alle ore 14.30, per motivi di ordine pubblico si svolgerà presso il campo comunale Giovanni Bruccolere di Favara, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. L'organizzazione della gara è affidata alla società Canicattì. Il costo del biglietto è di 5 euro.